Pallavolley TV, la pallavolo dalla A1 alla V, dalla A1 della Minetti Info Plus Vicenza alla V dei Vicenza Volley Center, dal femminile al maschile, dal nord al sud. Amiche e amici della grande pallavolo femminile, ben ritrovati. Le immagini ci portano alla Paracia di Vicenza, dove sta per iniziare la gara tra Minetti Info Plus Vicenza e Scavolini Pesaro, valida per la terza giornata della regular season, del giorno d'andata ovviamente del massimo campionato nazionale di volley femminile, di fronte a due squadre che si annunciano particolarmente battagliere, due squadre che dovrebbero dare vita a un grandissimo spettacolo, anche perché si equivalgono nei valori tecnici. Forse si dice che la Scavolini sia attrezzata in maniera leggermente superiore alla formazione vicentina, ma ovviamente il grande inizio del campionato delle biancorosse di casa, che adesso vanno al servizio per prime con le vittorie su Chieri e Tortoli, fa ben sperare anche per incontrare questa formazione. Adesso c'è il primo punto, è Antonella Del Core, la nazionale azzurra, medaglia d'argento ai recenti campionati europei, va a mettere giù il primo pallone della giornata. Ricordo i sestetti in campo. La formazione è allenata da Marcello Abbondanza, a Scavolini Pesaro gioca con Lindsay Berg, numero 4, palleggiatrice americana, quindi Kinga Mazulewicz, centrale polacca, ma di nazionalità adesso francese. Poi Carolina Costagrande, argentina, col numero 12, col numero 13 Sheila De Castro Tavares, brasiliana, la stella di questa squadra. Quindi Martina Guigi, altra azzurra, grandi speranze, numero 14, Antonella Del Core, numero 15, e poi libero, lo annunciamo ma non c'è ancora in campo, è Simone Perrari. Adesso c'è la palla fuori, out di Pesaro, primo punto per Vicenza. Vicenza gioca con Valentina Righetti, numero 2, Ivana Gerisilo, la serbo, appunto la serbo bosniaca, con il numero 3, quindi serbo montenegrina, scusate, con il numero 5 Magdalena Sliwa, la campionessa d'Europa, la polacca in cabina di regia. Valentina Borrelli, numero 8, Katarzyna Skowronska, altra campionessa d'Europa fresca, laureatasi 3 settimane fa agli europei, con il numero 13, con il numero 15 Stefania Paccagnella, che è la vice capitana. Adesso il secondo punto per Vicenza, e libero Mochi De Gennaro, che ovviamente vedremo presto in campo. A dirigere la gara i signori Umberto Ravallese e soprattutto Andrea Tomaselli, che è il primo arbitro. Accanto a me a commentare questa gara Luca Milocco, e non c'è bisogno di presentazioni per quanto riguarda questo atleta che continua a giocare, ha iniziato proprio il campionato in questo fine settimana con il suo Palazzo Vicenza nella Serie B1 storica per la nostra città. Luca Milocco, allora, dal maschile al femminile, lo spettacolo in questo caso a livello femminile come lo stai vivendo? È diverse settimane che dico che la pallavolo femminile in questo momento è decisamente più spettacolare di quella maschile. Particolarmente qui a Vicenza direi che quest'anno la squadra mi sembra davvero interessante, molto equilibrata e con grandi possibilità di cambiamenti, quindi di varie soluzioni da parte di Manu Benelli, che si ritrova nelle mani una squadra veramente interessante. Secondo me la società ha operato molto bene sul mercato, dando la possibilità a Manu Benelli di poter fare diverse scelte senza modificare l'assetto tattico della squadra. Allora, torniamo in partita, 3-3 il punteggio, questo inizio di gara. Ricordo due squadre che vogliono molto da questo campionato. Vicenza si carica come squadra che potrebbe guastare le festa un po' a tante grandi. Adesso c'è l'attacco out di Skowronska, 4-3, primo vantaggio per la Scavolini Pesaro. La Scavolini che invece nutre ambizioni anche da scudetto, se vogliamo, perché ha attrezzato una squadra fortissima. Anche Vicenza quest'anno non scherza. Grande conclusione intanto di Valentina Arrighetti, 4 pari il punteggio di questa ragazza che ha tanta voglia di giocare, di rivalsa dopo lo sfortunato campionato in Serie 2 della passata stagione. Al servizio Ivana Gerisilo, eccola qua,
giocatrice, e adesso va a mettere giù palla direttamente da questo servizio. Avevamo detto, una ragazza quest'anno che è attesa veramente a dare molto per Vicenza. L'anno scorso anno ha fatto un anno così di chiamiamolo così, di rodaggio, quest'anno invece è chiamata a dare molto di più. La vedo molto tranquilla e molto sicura dei propri mezzi, molto migliorata rispetto all'anno scorso. Il fatto che ci siano anche delle altre schiacciatrici più o meno allo stesso livello, secondo me migliora molto il livello stesso dell'allenamento e le tiene sempre concentrate, quindi anche Ivana sicuramente sa che appena cala un attimo c'è per esempio Ramonica Adams o la Takahashi che possono entrare, e quindi questo sicuramente per un giocatore sembra una bella spinta. Ricordo che Vicenza deve giocare, deve fare a meno di Alessandra Corzolin, che è infortunata. Adesso c'è il quinto punto Scavolini. Intanto i tecnici, Luca, mi hanno detto se puoi alzare un po' il tono di voce per dei problemi di poi mi lato un microfono dei rumori di fondo. Allora diciamo 6-5 il punteggio, l'importante è che Vicenza abbia comunque cominciato bene questa gara a parità, diciamo, con questa blasonata squadra marchigiana. Adesso c'è Sliwa che chiama verso Borrelli, che la mancina va a bersaglio. 7-5 Borrelli, anche lei grande, strepitoso inizio di campionato, una ragazza che qui a Vicenza ha ritrovato una grande determinazione, una grande voglia di giocare dopo le peripezie dello scorso anno. Sì, io vorrei spendere una parola sulla Borrelli, perché veramente è l'anima di questa squadra. L'anno scorso quando entrava faceva la differenza, era sempre presente, ma quest'anno ancora di più, probabilmente in tutti i fondamentali riesce a dare il meglio. L'abbiamo vista difendere diversi palloni, le prime due partite ha avuto anche dei punteggi in attacco stratosferici, ha facilità di tirare parallela diagonale, poi è mancina, quindi difficilmente prendibile, mura bene, batte meglio, cioè non so, in questo momento direi che è sicuramente l'arma in più della Minetti, oltre naturalmente a tutte le altre. E intanto Stefi Pacagnella ci porta al primo time out tecnico, 8-6 il punteggio, 2 lunghezze di vantaggio per le biancorosse di Manu Benelli al primo time out tecnico del primo set. Riprendiamo con il punteggio fissato sull'8-6 per il primo time out tecnico del primo set tra Minetti Info Plus Vicenza e Scavolini di Pesaro. 2 lunghezze di vantaggio per le ragazze di casa. Adesso il muro sporca, poi Magda può ricostruire per Pacagnella, altra parte. Si risponde, ancora Magda che chiama questa volta Kasia Skowronska, ed è buono questo attacco di Kasia. 9-6, massimo vantaggio Vicenza. Ricordo che questo confronto vede le biancorosse davanti a una formazione collodata rispetto alla passata stagione. Ha inserito la sola schiacciatrice argentina Carolina Costagrande, la centrale Mazulewicz polacca, entrambi in arrivo da Forlì. La Scavolini ha nell'opposta brasiliana Sheila. Adesso vediamo il punto di Pesaro, 9-7. Il principale terminale offensivo con le due azzurre Rinieri del Cora ad alternarsi in banda con appunto la Costagrande, la formazione di Abbondanza, predilige un gioco velocissimo distribuito dall'abile palleggiatrice statunitense Berg, per cui sarà importante in questa partita il gioco d'attacco per appunto importante per Biancarosse mettere sotto pressione la ricezione avversaria con una battuta efficace, così da condizionare di conseguenza il gioco d'attacco avversario, organizzando al meglio la correlazione muro-difesa. Adesso attenzione, c'è il muro su Kasia, ma si alza ancora la palla verso Borrelli, niente da fare, brava Puerari. Poi attacco di Del Core, morbido, può costruire di nuovo l'attacco Vicenza. Pacagnella, niente da fare, palla che resta in alto moltissimo, poi l'attacco, ancora la difesa biancorossa, Borrelli appoggia in bagger, Puerari, Del Core e giù palla per Pesaro. 9-8, un punto solo di vantaggio, erano 3 lunghezze vantaggio per Vicenza, ma questa è una partita, Luca, che si annunciava equilibrata, e così è. Sì, questo scambio sta proprio dicendo questo. Sarà difficile per le biancorosse mettere palla a terra facilmente, lo sarà anche per la Scavolina naturalmente, e quindi sarà una partita che vivrà secondo me proprio molto su questi scambi molto lunghi, e quindi renderà la partita ancora più interessante. Spero chiaramente che gli scambi vengano vinti dalla parte biancorossa della partita. Ecco, la prima partita in casa di Vicenza ha vinto Conchieri, è stato allora l'unico tie break della giornata, poi invece è stato il 3-1 a Tortoli. Attenzione, mamma mia, Vicenza si salva molto bene, ma può ricostruire l'attacco. Pesaro ancora, Mocchi De Gennaro al suo esordio di campionato, ottima in difesa. Adesso attenzione a Rinieri, Skowronska tocca e c'è il punto 10-9. Ricordo che Simone Rinieri
è la capitana della nazionale azzurra, quindi è una giocatrice di grandissimo spessore, per cui adesso questo pallone davvero ha fatto la differenza. 10-9 al servizio adesso ancora Pesaro, poi Sliwa veloce per Stefania Paccagnella, una veterana inossidabile, la vice capitana veneta della Minetti. Sì, la Stefania Paccagnella è quella che secondo me ha toccato nelle prime due partite meno palloni di tutti. Questa è un po' una caratteristica della palleggiatrice, la Sliva, che preferisce giocare, aprire il gioco, giustamente, anche perché ha una buona ricezione, però in questo modo la Pacca fa fatica anche a entrare in partita, quindi io suggerisco, ma vedo che lo sta già facendo, di dare qualche palla in più, perché secondo me anche il muro avversario fa più fatica a prendere i riferimenti. Allora intanto Vicenza può andare all'attacco con Skowronska, viene letta questa azione d'attacco, poi chiamata del Core, si salva Borrelli, Skowronska a Righetti e ricostruisce palla d'attacco Pesaro, che può pareggiare comunque e in effetti lo fa con Martina Guigi, 11 pari. Boia Chimol, quest'oggi si sa è una partita da coltello tra i denti indubbiamente, e la speaker del Palasport Palacia Rizzitelli va a chiamare l'applauso del pubblico di incoraggiamento alle nostre ragazze. C'è l'eroe direttamente in battuta per quanto riguarda Pesaro, esattamente è stata Tavares de Castro, Sheila, la brasiliana bianca. Un punto di vantaggio Vicenza con Magda Sliwa, la campionessa d'Europa. Niente, ha cercato la beffa sotto rete, niente da fare, 12 pari. Molti l'eroe in battuta, Luca, fino a questo momento. Sì, si sta cercando chiaramente, visto la difficoltà di fare punto facilmente, di forzare un po' la battuta. Lo stanno facendo tutte e due le squadre, chiaramente in questo momento gli errori si accumulano. In questo momento vedo dalla seconda linea qualche leggera difficoltà da parte della nostra giocatrice Skowronska, che per il momento non ha messo giù neanche una palla dalla seconda linea. Questa sarà una cosa da mettere da posto 1, mentre da posto 6 l'ha messa giù, quindi bisognerà anche fare in modo che prenda il ritmo anche lei, perché è una palla importantissima nell'economia della squadra. E intanto Borrelli sulla ricezione difettosa di Pesaro va a mettere il 14° punto. Vicenza avanti nuovamente 2 lunghezze. Vicenza è stata sotto di un punto all'inizio proprio del set, per cui va Ivana Gerisilo al servizio, la battuta, eccola qua, la serbo-montenegrina, palla che tocca la fettuccia della rete, si alza l'attacco, può difendere molto bene Magda Sliwa, Mochi del Gennaro alza ma molto lontano per Skowronska, che adesso sbaglia, ha tentato di coprire una zona dove non c'erano giocatrici pesaresi, 14-13, ma è stata un'azione costruita male quella di Vicenza. In questa circostanza Martina Guigi lo scorso anno all'Asistel Novara e quest'anno a Pesaro, una delle italiane più promettenti in circolazione. Grande attacco adesso di Valentina Righetti, 2 debuttanti, Luca, Valentina Righetti e Mochi del Gennaro, che già la prima giornata e poi a maggior ragione la seconda hanno fatto vedere una glacialità incredibile. Sì, più che la Righetti, che comunque a una certa età, la Mochi mi ha veramente stupito in positivo. Lei ha tenuto la ricezione, ha tenuto la difesa, ha fatto delle cose eccezionali ed è stata una delle migliori in campo nella partita che ho visto io chiaramente contro Chieri. Anche stasera sta ricevendo davvero bene, è già una sicurezza, quindi veramente forse non tutti se lo aspettavano. Ottima scelta anche in questo caso della società. 16-13 per la Minetti InfoPlus Vicenza, la ripresa di questa partita, primo set, secondo time out tecnico. Attenzione, Vicenza può ricostruire l'azione, Magda Sliwa alza per Valentina Borrelli, niente da fare, legge la difesa di Pesaro che adesso va in attacco e passa con questo pallone della numero 13, ancora Sheila, schiacciatrice brasiliana, lei è dell'83, 186 cm, 16-14, comunque Vicenza è ancora avanti e questo fa ben sperare per il proseguo della gara. Vicenza che ha il morale altissimo dopo le prime 2 vittorie in 2 partite, quindi non era mai successo negli ultimi 3 campionati. Skowronska e va e passa Kasia Skowronska, 17-14, sempre bene mantenere queste 3 lunghezze di vantaggio, perché una partita equilibrata, ovviamente tenere il naso avanti, Luca,
fa sempre bene. Sì, stanno ricevendo molto bene le ragazze della Infoplus Minetti, e questo dà sicuramente una mano a Magda Sliva a variare il gioco. Chiaramente ci sono anche le altre dall'altra parte, lo stanno dimostrando con queste bellissime azioni, però 2 punti di vantaggio in questo momento sono molto importanti, bisogna non sbagliare da adesso in poi. Bene, 17-15 intanto è stato il punto di Pesaro, esce Del Core ed entra Costa Grande, adesso il numero 12 Carolina Costa Grande, lei è una argentina di origini chiare, origini italiane. Siamo arrivati, diciamo, nella terza parte del primo set. Simo Rinieri a servizio, ha cercato di mettere in difficoltà Vicenza e mette in difficoltà paradossalmente i propri compagni. Adesso Puerari in bagger libera, ma può ricostruire Vicenza. Magda Sliwa chiama ancora Kasia Skowronska e mette giù palla. Kasia Skowronska, 18-15. Molto bene questa polacca, 22 punti la prima partita, poi ne ha fatti 15 la seconda. Staremo a vedere stasera quanti punti riuscirà a fare. Lei campionessa Europa, è uno dei grandi acquisti del campionato italiano. Adesso Vale Borrelli esce ed entra Shin Takahashi, accolta da un'ovazione autentica del pubblico bianco-rosso. Shin Takahashi che deve firmare ancora il suo primo punto in campionato. Luca, una ragazza che non è stata presa solo per un'operazione di marketing. No, io l'ho vista allenarsi, secondo me, non so perché non stia in campo, nel senso che secondo me è fortissima in ricezione, ma ha una palla veloce, attaccata, che è veramente difficile da prendere, quindi secondo me è un'arma in più che avrà la Manu Benelli quando avrà acuito l'intesa con la Magda Sliwa, quindi nessun problema. Hanno loro, hanno lei, la Monica Adams, hanno diversi attaccanti a un ottimo livello, quindi mi aspetto di vederla spesso in campo. 18-16, no, Pacagnella, ma trova la collaborazione, la complicità, un harakiri difensivo adesso per Pesaro. La palla era fuori a mio avviso, però è stata brava Pacagnella a mettere comunque in confusione la difesa avversaria. 19-16, siamo sempre lì con 3 lunghezze di vantaggio importantissime, fondamentali in questo primo set. Pacagnella, brutta ricezione di Pesaro e chiude Magda Sliwa, 20-16. E adesso Vicenza ha una grande opportunità, adesso c'è il time out chiesto dall'abbondanza e quindi Vicenza ha una grande opportunità, diciamo, per andare in campo, tornare in campo più coscienziosa dei propri mezzi proprio in questo finale di set. Stefi Pacagnella, 20-16, finale del primo set qui alla Palacia tra Minetti Infoplus Vicenza e Minetti e Scavolini Pesaro. C'è l'invasione fischiata alla Scavolini, gli arbitri non hanno dubbi in questa circostanza. Fischiata a Costa Grande, mi pare. 21-16, Vicenza adesso ha 5 lunghezze di vantaggio, un vantaggio che non deve essere assolutamente depauperato, anche se adesso Pacagnella regala un punto a Pesaro. 21-17 può essere, diciamo, un mobiletto a vista per la vittoria del primo set. Luca? Beh, non dovrei parlare perché di solito non si parla mai prima. 4 punti di vantaggio sul 21-17 di solito sono garanzia quantomeno di una buona possibilità di vincere il set, ma più che altro è la presenza in campo che hanno le biancorossi in questo momento che mi dà tranquillità, non tanto i 4 punti di vantaggio. Sono tranquilli, stanno giocando bene, stanno facendo pochi errori, quindi va bene così. Allora, intanto è entrata in campo per Scavolini Pesaro Yevgenia Duskiewicz, questa giocatrice ucraina centrale del 79. Ha dato il cambio a Berg, in questa circostanza americana, la palleggiatrice è stata messa fuori. Adesso c'è l'errore direttamente in battuta da parte della Scavolini. A sbagliare è stata Sheila, proprio la brasiliana. 22-17, ancora 5 lunghezze. Adesso rientra in campo, anzi no, è una nuova entrata questa, Giulia Rondon, palleggiatrice, è una delle giocatrici più giovani dell'87, è italiana, pisana, quindi un'altra delle giovani realtà italiane in questa Serie 1 molto molto difficile. Adesso c'è la ricezione, ecco lei che alza a punto, buona difesa di Takahashi, poi Arrighetti dorme in questa circostanza. Aveva fatto una grandissima cosa Takahashi, scusate, non Takahashi. 22-18. Vabbè, un passetto alla volta, piano, dobbiamo chiudere. Attenzione, servizio buona, ricezione di Vicenza, Sliwa può alzare come vuole, Gerisilo, sì, Ivana, 23-18, a 2 palloni dalla vittoria in questo primo set Vicenza.
Dana Gerisilo, davvero cresciuta in maniera esponenziale, è venuta dagli europei con una condizione straordinaria, la sta continuando in effetti. Ricordo che in panchina c'è anche Sanja Starovic, adesso Takahashi in prima linea, giusto, bravo Luca, grazie, e c'è una incomprensione adesso, ma peccato, Magda Sliva cercava di beffare, aveva fatto una cosa che poteva sembrare logica, invece non è stato così. Luca, la scelta di Magda adesso è un errore. Sì, assolutamente sì. Dobbiamo interpretare la palla ed evitare queste giocate che sono più per il pubblico. Lei le fa, vedi che poi dopo adesso prendi un altro punto, poi ne prendi un altro ancora, poi magari perdi il set, magari non lo perdi chiaramente, però ci sono delle cose che secondo me non si devono fare mai, tipo questa. Questo insegna infatti, perché Scavolini ha fatto il 20° punto, adesso costretta a chiamare il time out Manu Benelli. Martina Guigi 23-20 per la Minetti Infoplus Vicenza sulla Scavolini Pesaro in questo finale di primo set. Guigi spiove palla, brava Magda, brava Mocchi, poi Magda, niente, poteva chiudere Takahashi, non è stato così, pallonetto di Rinieri, niente da fare, Vicenza può richiudere ancora e c'è il muro su Takahashi. 23-21, parziale di 3-0 per la Scavolini, attenzione, esce Takahashi che non ha ancora la gioia del primo punto nel nostro campionato. Entra con il numero 10 intanto Cristina Jorgete Mengarda, alta giocatrice brasiliana, cambia moltissimo Abbondanza, fino adesso ha avuto, non dico ragione, ma ha messo in difficoltà Vicenza, ma regala direttamente il punto. Luca, dicevi qualcosa giustamente? No, non capisco, ha tolto la Guigi che aveva fatto 2 buone battute mettendoci in difficoltà e ha messo una persona che ha battuto con i piedi per terra da lontano e ha sbagliato. Anche queste cose secondo me avrà avuto i suoi buoni motivi, però io così da pallavolista faccio fatica a capirli. Indubbiamente 24-21, palla del set per Vicenza, Righetti, ricezione ai Rinieri, poi chiamata all'attacco, Pesaro che passa con Del Core 24-22, adesso una palla che Vicenza non deve assolutamente sbagliare perché è molto importante iniziare bene, avere questa iniezione di fiducia del primo set, anche perché soprattutto dopo averlo condotto a lungo termine, a lungo tempo. Adesso Sliva e passa Kasia Skowronska, inutile il muro pesarese, 25-22, Vicenza va sull'1-0 in maniera direi meritata. Eccoci al momento dedicato al nostro compagno di viaggio, l'Adetto SRL, azienda che da 40 anni si contraddistingue per professionalità ed affidabilità nel settore degli ascensori e dei montacarichi. Grazie alla vasta gamma di prodotti, Detto è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei suoi clienti, fornendo soluzioni che spaziano dai mini ascensori per abitazione agli ascensori per usi civili e ai montacarichi industriali di ogni tipo, dimensione e portata. Detto ha la soluzione giusta per ogni necessità, con un occhio di riguardo al rapporto qualità-prezzo. Agli ordini dei signori Andrea Tomaselli e Umberto Ravallese andiamo a vivere insieme questo quarto set della gara tra Minetti Infoplus Vicenza e Scavolini Pesaro, valida per la terza giornata di andata del massimo campionato nazionale di volley femminile. Dopo i primi 3 set il punteggio di 2-1 a favore della squadra ospite, che ha perso sì il primo set 25-22, ma ha vinto 32-30 e 28-26 ai vantaggi il secondo e il terzo. Questo a testimoniare di come ci sia un grande equilibrio in campo, e anche adesso mi sembra ci sia la stessa cosa. Kasia Skowronska, Sliwa, c'è il muro su Martina Guigi, palla che non va più giù, mamma mia, e non va più giù la palla. Borrelli è stregata, Sliwa, Gerisilo, niente da fare, Berg, è la volta della Scavolini. 1-0, parte bene la Scavolini. Allora, Luca Milocco, partita di grande intensità, di grande equilibrio, tutto quello che si vuole, però il vantaggio di 2-1 per la formazione pesarese, e ovviamente psicologicamente adesso chi ha tutto da perdere è Vicenza. Sì, sono giocatrici di alto livello, non è che pesa più di tanto, il set è stato combattuto.
Allora 2-1, adesso Pesaro voleva il tocco su questo pallone Rinieri che non c'è stato comunque, e adesso Paccagnella che sbaglia ancora in battuta. Moltissimi errori in battuta per Stefania, che ha dato moltissimo, come ho già avuto modo di dire prima, in attacco, molto meno al servizio. E sono errori che adesso si pagano caro, perché potrebbe anche essere l'ultimo set in caso vittoria Scavolini, e quindi sconfitta che non ci vorrebbe. Ma comunque Vicenza è ancora in partita, no, 4-1. Adesso vediamo il muro, out il muro. Hai notato che ogni pallone è dubbio, c'è sempre solo la protesta subito dalla squadra. L'ho visto fare da moltissime squadre questo. È naturale. Lo faccio anch'io quando gioco. No, io non tanto, diciamo. Ho dei miei compagni che protestano qualsiasi qualsiasi cosa succede. Adesso abbiamo visto una vibrata protesta proprio di Manu Benelli all'arbitro. Vabbè dai, partita adesso si fa anche nervosa sul piano appunto della tensione non solo agonistica ma anche mentale. Giallo, non so, non mi pare siano stati tirati fuori i cartellini comunque. Ha minacciato la munizione molto probabilmente. Magda Sliwa, capitana, andate a parlare. Berg, niente, giù palla per Pesaro. 5-2 il punteggio. Vicenza in difficoltà in questo momento, indubbiamente, forse più rispetto agli altri set, ma Berg, Sliwa, no, si gioca troppo di fioretto, non c'è niente da fare. Buona la difesa. Adesso Adam, niente da fare. Scusate, Gerisilo. Sliwa, poi e Kasia Skowronska che finalmente interrompe un lungo digiuno. 5-3. Devo dire che Scavolini sta giocando bene comunque, perché abbiamo tirato 2 palle senza muro, le hanno tirate su quasi facile, dicendo facile, e questo significa che sono in palla, stanno giocando bene, sono convinte. Le nostre un pochino meno in questo momento. Berg alza, questa volta il muro fuori sull'attacco di Sheila, la brasiliana. 6-3. L'impressione è che la squadra abbia subito il contraccolpo psicologico della sconfitta anche qui in questa casa nel terzo set. Secondo me non è quello, secondo me su 7 punti che hanno fatto loro 4 palle erano inattaccabili, cioè non era possibile attaccarle come questa, e quindi voglio dire, forse non è tutta la squadra in questo momento della Magda che sta giocando un po' così, insomma, è forse un po' tesa. Vedi, tutte palle un po' difficili, bisogna rimediarle. Poi ecco, meno male che finalmente riusciamo a fare un muro che penso sia il secondo di tutta la partita, e anche questa è una bella cosa. 7-4, muro di speranza. Valentina Righetti al servizio. Rinieri ricezione, Berg, ancora Rinieri. Buona difesa, andiamo a costruire sotto rete, Paccagnella si salva. Sliwa chiama Borrelli, il muro su Vale Borrelli. Insiste questa volta dall'altra parte, niente, neanche Kasia Skowronska chiude. Berg, errore in costruzione a Berg. Aveva protestato Berg. 7-5.
Anche qui avevano protestato, per niente. Allora, Vala Righetti pronta per andare alla battuta. Ancora Rinieri, ricezione, Berg, muro che sporca, Vicenza può ricostruire, dai forza ragazze. Borrelli butta difesa ma può attaccare ancora, no, fuori nettamente Rinieri. 7-6, torna decisamente in partita Vicenza. Bisogna sempre crederci, tu ci insegni Luca, a qualsiasi situazione ci si può, da qualsiasi situazione difficile ci si può anche tirare fuori. Basta crederci e chiaramente avere anche le doti tecniche per arrivarci. Adesso le doti tecniche le ragazze le hanno, manca un po' di convinzione in alcuni momenti e un pochino più di precisione in alcuni fondamentali. Inga Makulevich al servizio, 8-6 per la Scavolini di Pesaro nel quarto set qui alla Palacia di questa gara, che vede la Scavolini avanti anche nel computo totale dei set. 2-1, ma c'è il muro di Vale Borrelli, finalmente la valentona milanese mette giù una palla da Murimurello e 8-7 il punteggio. Una sola lunghezza da recuperare per Vicenza, Kasia Skowronska al servizio. Lei ci sa fare anche in questo fondamentale, speriamo porti bene. No, adesso ha portato male. 9-7, primo errore per Kasia Skowronska dalla battuta direttamente. Battuta Scavolini. Palla che spiove, Sliva. Vediamo un po', può attaccare, comunque sbaglia. Il numero 13 Sheila, che ha voluto strafare perché avrebbe potuto anche scegliere un'altra soluzione, invece ha regalato un punto importante a Vicenza. 9-8 il punteggio. Vale Borrelli, Berg, Martina Guigi. Stiamo battendo facile. Questa battuta della Borrelli che è fortissima in tantissimi altri fondamentali, in questo momento sta mettendo per niente in difficoltà la ricezione avversaria e consente loro di avere carta bianca per fare qualsiasi tipo di gioco. Adesso può chiudere ancora Simona Rinieri, che passa 11-8+3, attenzione. Perché ogni pallone, ripeto, che si subisce avvicina la Scavolini alla vittoria e quindi psicologicamente c'è questo momento così che dobbiamo mettere sul tavolo, sul piatto da bilancia, questo aspetto psicologico. Sale il morale di Pesaro, cala quello di Vicenza. C'è il tocco, fortunatamente, anche se la palla era fuori. Kasia Skowronska, il tocco di Simona Rinieri, molto correttamente lo ammette. 11-9. Cosa serve Vicenza adesso per ribaltare la situazione, Luca? Dunque, stiamo ricevendo bene e attaccando così. Ripeto, Kasia non ci sta aiutando, nel senso che avete visto anche questa palla era fuori, l'hanno toccata appena, però ha sbagliato la battuta, ha sbagliato le due palle precedenti, quella prima non era passata, quindi è in un momento un po' nella buca, come si dice. Quindi se magari riuscissimo a fare in modo che torni ai suoi livelli, perché alla fine, eccola qua, vedi, basta chiederle le cose, basta chiederle. Kasia Skowronska, volo d'angelo, 11-10, ci siamo ancora sotto, se non altro. Un solo punto di vantaggio per la Scavolini, ha visto un volo plastico, ha visto partire, vabbè, col brivido perché è arrivato lì, ma comunque è servito. 11-10, Stefi Pacagnella al servizio. Poi Rari, poi Berg, parte questa palla che Vicenza cerca di salvare, niente da fare. 12-10. Vicenza ha bisogno di fare punti, come detto, come del resto c'è la Scavolini, che ha chiamato un campionato da grande protagonista, e l'intelaiatura della squadra lo sta a dimostrare, anche quello che vediamo stasera. Ma Vicenza
riuscire a fare punti stasera sarebbe molto importante per dare continuità comunque, se non altro, alla classifica, e poi servirebbe per avere il morale alto in attesa di un eventuale tie break. Niente, Skowronska non chiude, Rinieri, brava De Gennaro, ma può solo appoggiare Adams. Mamma mia, è stato un po'... è stata brava lì. Adesso dimmi una cosa, errore, volevano l'errore arbitrale anche in questa gara. È fallo, non c'è niente da fare, non si può palleggiare in qualsiasi modo, c'è una tecnica, l'arbitro è lì per farla rispettare. Secondo me ha fischiato bene, se l'avesse fatta la Magda avrei detto la stessa cosa, era fallo, punto. E allora vabbè, si cerca di innervosire la nostra squadra. Magda Sliva adesso alla battuta. 12-11 il punteggio per la Scavolini. Berg, palla che passa, 13-11. Lindsey Berg alla battuta. È anche fortunata oltre che brava. 14-11. Lindsey Berg alla battuta, vediamo. Sì, si può andare. 14-11 per la Scavolini in questo quarto set, 2-1 per la Scavolini nel computo totale dei set. Brava Casia, che adesso ha capito come colpire palla al momento giusto e dove metterla, soprattutto. 14-12. Adesso vediamo, la telecamera segue Monica Adams al servizio. Lindsey Berg, mamma mia, passa ancora la Kinga Makulevich. 15-12. Vicenza non riesce a recuperare questo break di 3 punti, non sono tanti, ma cominciano ogni punto che passa a essere sempre più pesante. Adams, Sliva, Skowronska passa, 15-13. Niente in campo Pacagnella. Vediamo i volti delle nostre ragazze che piuttosto tesi. Berg, fuori, no, dentro, attacco vincente, sembrava fuori. 16-13 il secondo, time out tecnico del quarto set. 16-13 per la formazione marchigiana della Scavolini Pesaro qui al Palacere di Vicenza sulla Binete Info Plus. Adesso non riesce a chiudere, questo potrebbe essere un altro pallone pesantissimo, invece c'è il muro. Vicenza riesce a rimanere avvinghiata alle avversarie. 16-14. I muri adesso, muri punto ce ne sono stati alla fine, insomma, piano piano. Però. La differenza forse tra le prime due partite questa è che sia la Casia sia la nostra mancina milanese stanno mettendo giù meno palle, anzi molte meno palle rispetto a quelle che hanno messo giù nella settimana precedente, quindi nell'economia della nostra squadra questo è importantissimo. Adesso c'è la battuta di Vicenza, può difendere Vicenza, è importante questo pallone, è importantissimo. Skowronska non chiude però. Berg chiama Rinieri, ciabattata di Rinieri. 16-15, ma anche Pesaro sbaglia, per cui Vicenza deve assolutamente, a maggior ragione, continuare a crederci. Rizzitelli chiama il pubblico, grande incitamento, impresa ancora possibile. Bisogna muovere la classifica. Cassia, Skowronska, buona ricezione di Rinieri, perfetto in questo fondamentale. Ancora il muro, e il muro, Murimurello, Alele che si va, 16 pari. E adesso Vicenza mi pare un attimino si sia svegliata un po' nella reattività, se non altro. Sì, svegliata è un termine un po' arduo, nel senso che ha fatto due belle azioni, deve trovare continuità in queste cose che possono fare tranquillamente. Adesso mi sembra che sia diventata la del core, speriamo che sia fredda.
Eccola qua, infatti, meno male che l'ho detto. Ale, signori, 17-16, l'hai chiamata? No, non è che l'ho chiamato, è che è difficile entrare dopo 2 set e mezzo che sei seduto e ti battono addosso, e non è mai semplice, voglio dire, quindi bravissima la Kasia a battere addosso alla Del Core. Ancora in battuta Kasia Skowronska, ancora il muro su Martina Guigi, questa volta Vicenza sembra aver trovato le misure, adesso sporca il muro, Mogher Gennaro, importantissimo, Paccagnella va! E vai, Pacca che spacca, 18-16. 2 preziosissime lunghezze di vantaggio e Pesaro chiama il time out. Punteggio di 18-16 per la Minetti Info Plus Vicenza sulla Scavolini Pesaro, quarto set di questa gara, valida per la terza giornata andata del campionato di Serie 1 femminile di pallavolo. Attenzione, c'è un altro pasticcio, no! Ah no, Vicenza adesso ha buttato via un calcio di rigore, per usare un eufemismo calcistico, Luca. Sì, e non si riesce mai a fare questo break importante. Ogni volta che fanno 2 punti poi fanno una stupidaggine, perché insomma queste cose che capitano nel pallavolo. Speriamo che non sia fondamentale per il proseguo della partita. Adesso invece Pesaro può tornare in parità e c'è il muro di Steffi Paccagnella. Adesso i muri, bisogna dirlo, hanno praticamente così salvato certi altri errori. 19-17. Esatto, è fondamentale che sta dando una mano all'attacco meno incisivo delle 2 bocche da fuoco principali, Borrelli e la Kasia, che in questo set non stanno. Eccolo qua, infatti vedi che mette dentro la Takahashi per vedere se riesce a dare qualcosa di più magari in difesa e in ricezione. In questo momento è importantissimo. Miyuki Takahashi al posto di Valentina Borrelli, un cambio che adesso staremo a vedere se avrà i frutti. Ricezione, bella difesa di Mochi, splendida. Monica Adams, mamma mia, si salva Pesaro. Bagher dietro, ma si può ricostruire l'azione. Takahashi, Sliva, poi ancora per Adams, muro, mani fuori. 20-17, ora che si va. Pallaccia della Sliva. Però sì, la Adam si è arrampicata e ha fatto un numero, ha fatto la mano fuori sulla palleggiatrice avversaria, non tanto alta, ma anche questa era difficile da giocare. Brava il Takahashi, che è entrata da fredda e sta battendo. Adesso c'è invasione, un punto a Pesaro, 20-18, 20-17. Scusa, ho perso un punto, no, pensavo, scusa, no, niente, è giusto così, 20-17, scusateci. No, 20-18, mi sembrava strano, perché il tabellone era stato aggiornato come Dio comanda. Adesso Del Gennaro, Sliva, Adams, e la miseria, anche lì, c'è il muro, guarda che si va. Ha un po' di fortuna anche a Vicenza, non guasta, dopo alcuni episodi da moviola. 21-18. Stefania Paccagnella. Sì, il pubblico sta inveendo un po' contro l'arbitro, però l'arbitro non sta sbagliando. Quella palla, il primo tocco di difesa è molto libero, quindi dopo il tocco del muro, il primo tocco di difesa. La palla è stata un po' trattenuta, ma diciamo che ci sta. Poteva anche fischiarlo, ma poteva tranquillamente non fischiarlo, quindi il pubblico chiaramente vede delle cose che non siamo abituati, che non eravamo abituati a vedere prima della liberalizzazione, diciamo, del primo tocco in difesa, delle cose che sembrano fuori dal mondo, però in questo momento è possibile, quindi va bene così. 21-19, si riavvicina nuovamente la Scavolini, che non molla, ovviamente, non molla. Martina Guigi al servizio, attenzione, prima abbiamo sofferto parecchio. Adams, Valentina Righetti, passa, vale! 22-19, ogni pallone ci porta verso un tie break importantissimo, ma soprattutto ci fa muovere la classifica. Dovessimo vincere questo set, renderebbe la gara thrilling, calci di rigore praticamente. Magra Sliwa, tesissima la sua battuta, bruttissima.
È il punto, caspita, ho detto, ci pareva, insomma, siamo rimasti attoniti per un momento, poi 23-19, questo è un'ottima, è una ghiotta opportunità per Vicenza. Vicenza deve sapere chiudere a questo punto perché è nevralgico il quarto set, ragazzi, o ci si sbraca o si va. Ci vogliono solo 2 cambi palla. Il cambio palla deve essere la cosa che, con la ricezione buona che stanno avendo, deve essere la cosa più semplice. Noi ci auguriamo e speriamo di vedere un bel quinto set. Adesso Magda ancora tesa la battuta e passa 23-20. Sheila. Fino all'ultima palla, lo speaker del Palacia chiama la correttissima tifoseria berica a ovviamente fare l'uomo in più in campo. Attenzione, Sliwa chiama in causa Monica Adams, no, niente da fare, no. E c'è il tocco giustamente, 23-21. Avevo detto prima, sembra che la palla scotti ogni volta che sei avanti di qualche lunghezza. Adesso attenzione, Berg che in battuta ci ha fatto soffrire, bisogna stare attenti. Poi si sa, il tie break è un terno all'8, quindi bisogna arrivarci. Sliwa, Arrighetti alza bene questa volta Magda Sliwa. Arrighetti 24-21, set point per Vicenza. Brave, perché a un certo punto sembrava veramente cucinata la storia. Adesso Vicenza ha la possibilità di chiudere. Monica Adams, attenzione, vediamo questo pallone. No, niente da fare, sbaglia il primo, set point 24-22. Servizio Scavolini, 24-22 per Vicenza. Quarto set, Vicenza o rimane in partita o è fuori. Il muro, De Gennaro, Adams, spiove palla, no. Pesaro può tornare in partita e lo fa. 24-23, attenzione, annullato il primo pallone set point. Vicenza ha un'altra possibilità comunque, mamma mia. Adrenalina che sta salendo alle stelle qui alla Palacia. Simona Rinieri, è la palla della partita questa, bisogna. Sliwa, Skowronska, no. Vicenza sta scialacquando. No, adesso può ricostruire. Vediamo un po'. No! Ci sono delle incomprensioni. 24 pari, hai vantaggi ancora. Terza volta. Quanti errori? No, non sono errori, sono sbagli tattici, perché se la Casia ha appoggiato una palla dentro i 3 metri, non riesce a fare una rincorsa e schiacciare forte. Devi dare la palla da un'altra parte, secondo me. Certo. 24 pari. Allora Vicenza, Marelli, no, e passa passa Valentina Righetti, un pallone difficilissimo. Magda è andato a prendere altissima questa palla. 25-24, nuova occasione per Vicenza di chiudere, ma siamo alle solite. Altri 2 set sono conchiusi ai vantaggi, anche questa volta irriducibile, non so più che ora siano, anche perché ecco qua, un altro errore. 25 pari. (25 pari), attenzione, vediamo Sliwa alzare per Skowronska che passa, finalmente ci vogliono i suoi punti. Luca Milocco, Skowronska deve uscire allo scoperto. Sì, sta giocando anche delle palle difficili, quindi non è che sia proprio tutta colpa sua, sta giocando le palle più importanti, quelle che scottano, e quelle in cui magari non è nella situazione ideale per. Adesso questa ha avuto una bella palla, l'ha schiacciata bene, ha fatto il suo. Adesso io mi augurerei magari un errore in ricezione o una bella battuta da parte sua. 26-25 per Vicenza, può chiudere. Vediamo se riuscirà con muro o con qualcosa. Il pallonetto spinto. Attenzione a Borrelli. Vale. No, non ha trovato la finestra giusta. E il punto è di Pesaro. 26 pari. C'era il tocco, sì. Il palla toccata, 26 pari. Mamma mia, non finisce più.
non finisce più questa partita. Adams, poi Sliva, sì, il muro, De Gennaro c'è fortunatamente e passa Pacagnella, mamma mia, no, Adams salva e c'è 27-26, invasione di Vicenza. Mamma mia, siamo a un punto praticamente dalla vittoria per Scavolini, che sembrava essere prima vinto la partita, poi persa, poi adesso ancora in mano la partita. 27-26. Cose inaudite, c'è molta gente in piedi ai lati del palazzetto che è invisibile, attenzione, no? Ecco, 28-26, 3-1, la Scavolini viola il campo di Vicenza con molta fortuna ma anche molta bravura, bisogna dirlo. 28-26 il punteggio, ennesima beffa che arriva ai vantaggi. Luca Milocco. Peccato, non hanno avuto il coraggio di chiudere, hanno avuto due set ball nel quarto set, dovevano sfruttarli a tutti i costi. Di là avevano una squadra di vecchie Marpione, ne hanno subito approfittato come era stato nel secondo. Comunque complimenti, perché è una bella squadra, tutte e due sono delle belle squadre. Ho l'impressione che la nostra possa crescere decisamente ancora e loro sono più o meno a livello, quindi magari al ritorno ci rifaremo. Allora 3-1, la Minetti in Info Plus perde in casa con la Scavolini di Pesaro, non c'è da fare nessun processo, può succedere, si è perso davanti una grande squadra. Vicenza ha l'occasione già domenica prossima di mettersi nuovamente in luce come ha fatto le prime 2 giornate di questo campionato. Adesso spazio alle interviste. 3 set persi i vantaggi. Sì, il secondo set ho perso 32-30 e questo è un grande peccato, un grande sbagliato noi e dopo non si può fare di più. Adesso la prossima partita bisogna però tornare a vincere, non abbattetevi. No, la vinciamo. Sania, la prossima partita bisogna tornare a vincere, avete perso contro una grande squadra ma la prossima partita si può tornare a sorridere. Sì, certo, ma questo campionato abbiamo iniziato molto bene, 2 partite abbiamo vinto, questa abbiamo perso, alla prossima partita dobbiamo dare il suo massimo e speriamo che vinciamo. Ecco, una sconfitta che non deve comunque lasciare il segno, anzi quali segnali può avere lasciato invece positivi? Il segnale che possiamo vincere anche con le grandi. Più avanti si va, più si lavora comunque, quindi probabilmente adesso c'è uno stop, fra 2 settimane, 3, cioè 2 settimane c'è Sant'Era, ma comunque le partite con le grandi sono anche più in là, quindi ci sarà sicuramente più lavoro per tirare giù la palla al momento giusto e non sbagliarla, non sbagliare un bagger, non sbagliare un palleggio. Quindi al pubblico cosa possiamo dire? Si è perso sì, ma non è che si è finito il bello. Al pubblico sicuramente, il pubblico è intelligente, si è divertito secondo me, comunque è stata una gran partita, quindi non penso che neanche loro soffrano di questa, sì è normale, però secondo me sono andati a casa felici, quindi sanno che siamo una buona squadra, che possiamo far bene. Manu Benelli, quando si perde, pur giocando con grande volontà, ma si perde in un certo modo e non facendo punti fa sempre male, però c'è qualche segnale positivo da questa sconfitta? Ma io credo che ci sia più da imparare dalle sconfitte che dalle vittorie. Le vittorie fanno piacere, le sconfitte fanno meditare, quindi fanno sempre bene. Credo che stasera si può riassumere in una frase: non siamo abituati a giocare queste partite, non siamo abituati a giocare per gli ultimi punti con la freddezza necessaria, abbiamo bisogno di lavorarci e abbiamo bisogno che le ragazze ci credano, ci credano, che detto così sembra che perdiamo perché non è così, però nella pallavolo gli ultimi punti sono importanti proprio per questo. Chi ha la cosiddetta mentalità vincente, che come dico sempre io non si compra al supermercato ma si costruisce, è quella che stasera a determinate giocatrici dall'altra parte gli ha fatto fare le cose giuste. Però sono giocatrici che hanno giocato finali mondiali, olimpiadi e questo porta ad avere questo tipo di mentalità. Noi ce la stiamo costruendo piano piano,
però credo che la cosa più positiva che dobbiamo portarci a casa stasera è la convinzione di poter giocare veramente alla pari, se non forse qualcosa meglio a volte di queste squadre, quindi adesso dobbiamo essere più bravi. Questi risultati della terza giornata andata della regular season del massimo campionato nazionale di volley femminile. Despar Perugia batte Original Marines Arzano Napoli 3-0, Sant'Orsola Asistel Novara batte Alfieri Volley Santeramo 3-0, a Tortolì Radio 105 Foppa Pedetti Bergamo batte Terra Sarda Tortolì 3-1, Monteschiavo Banca Marchiesi batte Big Mat Chiara Colchieri 3-0, a Vicenza Scavolini Pesaro batte Minetti Info Plus Vicenza 3-1, a Forlì Majors Volley Padova batte Tecnomec Europa System Forlì 3-1. Questa è la classifica dopo le prime 3 giornate. Al comando Despar Sirio Perugia, Sant'Orsola Asistel Novara, Monteschiavo Banca Marchiesi e Foppa Pedetti Bergamo con 9 punti, seguono la Scavolini Pesaro con 6, Minetti Info Plus Vicenza con 5, Big Mat Chieri e Chiara con 4 punti, Majors Padova 3 punti, Tecnomec Forlì, Terra Sarda Tortolì, Original Marines Arzano e Alfieri Bari 0 punti. I rivestimenti di facciata eleganti e luminosi sono il nuovo volto del XXI secolo. Novello Stampaggi rinnova edifici industriali, civili e commerciali con materiali all'avanguardia resistenti nel tempo. Novello Stampaggi, esperienza e professionalità per garantire al cliente alta qualità, dalla scelta del materiale alla progettazione e lo sviluppo, fino alla messa in opera. Novello Stampaggi, il nostro successo è la vostra soddisfazione. Beh, la mia prestazione, diciamo, non insoddisfatto, neanche soddisfattissimo, diciamo che si può fare meglio, soprattutto a muro, e cercare una migliore intesa sicuramente con Claudio, però chiaro, stiamo già lavorando da un paio di mesi, sicuramente continueremo a lavorarci un po' alla volta, e comunque quello che punto a migliorare è sicuramente la fase di muro. Non è un bel esordio perché un 3-0 brucia molto, ma contro una squadra di questa caratura sicuramente ci può anche stare. Dobbiamo migliorare il fondamentale di ricezione e il fondamentale del muro, che sono state le nostre 2 pecche maggiori. Nota positiva per questo incontro sicuramente l'ingresso di Marco Tirozzi e Tommaso Adamoli, che uno per necessità perché il nostro posto aveva un problema, un risentimento al polpaccio sinistro, l'altro per dare respiro a Enrico Greggio che sembrava un po' sottotono. Si sono dimostrati all'altezza della situazione e fa ben sperare per i prossimi ingressi che in un campionato lungo come questo saranno quasi necessari. Siamo riusciti a giocare pari con Trento per circa metà di ogni set, poi alla fine vuoi per qualche demerito nostro, sia per bravura loro che hanno sbagliato un po' di meno, alla fine si perde o si vince per errori non commessi o commessi, e quindi alla fine i valori sul campo si sono verificati. Cosa dire? Chiaramente l'esordio qua a Vicenza è sicuramente un esordio sentito, se non altro per il blasone che si porta dietro questa città, questa struttura, questa società. Chiaramente speriamo che nel proseguo il lavoro mio e il lavoro di tutta la squadra possa apportare dei benefici e soprattutto possa portare qualche punto per la classifica. Il terzo set con un po' di tensione perché non me l'aspettavo. E per tutto il terzo set mi sono portato questa tensione fino alla fine, anche se ho cercato di fare il mio meglio. Secondo me non è andata la squadra in generale nei momenti che contavano. Primo set 14 pari, abbiamo preso 5-6 punti di seguito, secondo set stessa cosa, terzo set abbiamo tenuto fino al 20 pari circa, abbiamo preso 5 punti di seguito un'altra volta. Questo è quello che secondo me dobbiamo evitare, stare sempre lì attaccati alla partita, perché ci troveremo spesse volte in queste condizioni. C'è stato un esordio inaspettato, ho provato a metterci tutta la grinta possibile, però evidentemente non è bastato. Bisognerà lavorare un po' di più in palestra e sicuramente di fronte avevamo una squadra molto ben organizzata e con un buon potenziale.